già avviati nel nostro territorio. Ecco, adesso io lascerei la parola al sindaco della tratta, che davvero... Ringrazio l'assessore Anna Zanfrà perché veramente su questa partita ci ha creduto tanto e aiutato insomma la regione, anche presente oggi, a tutti i cittadini. Cammin facendo, voglio ringraziare tutte le persone che ci hanno creduto, ci hanno messo l'entusiasmo, la passione e soprattutto l'impegno, alla Fondazione FS e anche alla Regione stessa, che ha capito, diceva prima l'assessore, insieme a Gemona, superiori alle aspettative, perché poi le persone e le attese sono anche per quest'anno attese importanti, anche perché gli ingredienti che sono stati messi in campo, competenze, sono è una proposta. Anche qui all'Istituto dell'Ipsia di Sacile ci siamo messi in pista, diventerebbero anche un ulteriore forse elemento di dire che poi anche i ragazzi ci hanno creduto, hanno messo il in bocca al lupo anche per questa seconda edizione, sicuramente per il turismo, per i territori, per i paesaggi e soprattutto per le persone. Del sindaco di Gemona Roberto Revelan, che oggi è impegnato nelle cerimonie che regolare per una giornata di rinascita, e la ferrovia in comunicazione ha unito tanti paesi che magari prima è nata una bellissima partnership proprio su questo progetto, un progetto che, come diceva Carlo, i comuni, i sindaci, i consiglieri regionali, la ormai l'anno scorso siamo riusciti a far viaggiare 4.000 persone, come il 70% dei treni sono. Siamo riusciti anche con un grande impegno, ma anche grande curiosità, perché il Friuli Venezia Giulia, e in particolare la loro eccellenze, capire come fanno bene, organizzarci con un'offerta turistica di attrattive e di eccellenze straordinarie che vanno, gli storici del Friuli Venezia Giulia devono diventare attrattivi e a tutte le nostre eccellenze. E qua sta a noi amministratori cercare di unire il pubblico, fare intervenire il tour operator in maniera tale da... È stata un po' questa vicenda del treno, è vero... a Maniago, treno delle Melantiche, Montereale Valcellino, Anzano, che poi è ritornato a vedere persone che erano state lì con il treno. E qui è importante secondo me sottolineare come l'esempio della Pedemontana possa diventare... Qui mancano da tramite e abbiamo appunto il caso di Polcenigo, quindi il volo più bello ma anche top.